È la risposta alla cattolicissima festa di Ognissanti. Parliamo di Halloween, il cui simbolo per antonomasia è la zucca luminosa e dolcetto scherzetto. Il tipico detto tradizionale che vede i bambini travestiti da scheletri o vampiri bussare alle porte di tutte le famiglie per chiedere i dolciumi. Una tradizione che arriva dall'America, ormai trapiantata in Italia da qualche decennio e che sta entrando a far parte del costume della società italiana. Una festa tipicamente commerciale. Per stasera infatti si prevede il tutto esaurito nei pub, nei locali, con tanto divertimento, considerando anche il maltempo che si è abbattuto in queste ore. Una festa osteggiata dalle gerarchie della Chiesa Cattolica e ogni anno di questo periodo si presenta il dilemma se sia più importante festeggiare Ognissanti o Halloween. Per i cattolici la festa non ha nulla a che vedere con la visione cristiana della vita e della morte e il fatto che si tenga in prossimità delle feste dei santi e del suffragio dei defunti rischia sul piano educativo di snaturare il messaggio spirituale, religioso, umano e sociale. La leggenda originaria di Halloween narra che gli spiriti dei defunti tornassero proprio la notte del 31 ottobre in cerca di un corpo da possedere per l'anno successivo. I contadini dei villaggi per questo rendevano le loro case fredde e indesiderabili, spegnendo i fuochi nei camini e mascherandosi da mostri gironzolavano tra le case per far scappare di paura tutti gli spiriti che incontravano. Un uomo di nome Jack ingannò Satana sfidandolo nella notte di Ognissanti a scalare un albero sulla cui corteccia incise una roccia, intrappolandolo tra i rami. Jack fece un patto col diavolo: se non l'avesse più indotto in tentazione lo avrebbe fatto scendere dall'albero. Alla morte di Jack, continua la leggenda, gli venne impedito di entrare in paradiso a causa della cattiva condotta avuta in vita, ma gli venne negato l'ingresso anche all'inferno perché aveva ingannato il diavolo. Allora Jack fu donato un piccolo lume per schiarire le tenebre che lo circondavano. Per far durare più a lungo la fiamma, Jack scavò una zucca e mise al suo interno un lumino. Ed ecco perché ad oggi il simbolo di Halloween è una zucca intagliata al cui interno è posata una lanterna. Quindi questa notte tutti con le lanterne accese davanti alle case, al riparo visto la pioggia, anche se magari al posto dei dolcetti si offriranno frutta marturana e pupi di zucchero, tradizionali dolci siciliani. E se la Sicilia ha importato Halloween dall'America, le tradizioni del culto siciliano dei morti sbarcano oggi nel mondo, attraverso un documentario della BBC. Sul sito del network inglese un viaggio pirandelliano attraverso le credenze dei defunti dal titolo The Beautiful Dead.